Il Parco del Delta del Po, benedetto dall'UNESCO, e da oggi è un MAB, Area di Biosfera Uomo, Natura e Sviluppo. Il riconoscimento è stato dato formalmente lo scorso 9 giugno a Parigi, ma proprio in questi giorni la prima riunione ufficiale del tavolo di coordinamento al Castello di Mesola nel Ferrarese, una grande opportunità per l'area del Delta per promuoversi e attrarre turismo. Un percorso che nasce a metà degli anni 2000 con un progetto Interreg, un progetto europeo dove si è cominciato a definire tutta una serie di attività legate poi alla candidatura. Ma che cosa si intende per MAB UNESCO? È quell'attività che l'UNESCO ha messo in piedi nel 1971 per preservare delle aree di particolare pregio, dove però l'opera dell'uomo era fondamentale. Quindi una riserva di biosfera dove l'elemento uomo è fondamentale. Questo è un esempio, il Parco del Delta del Po, il Delta in genere è un esempio, insomma siamo in un ambiente assolutamente artificiale dove se non ci fosse l'opera dell'uomo ci troveremmo sommersi dalle acque. L'auspicio da parte della Regione Veneto è che attraverso il riconoscimento UNESCO il parco possa crescere. L'importante è che sia un riconoscimento utilizzato per sviluppare il parco e per sviluppare le attività sul parco. E poi c'è la battaglia per la semplificazione. La burocrazia è stato un male, non ha permesso di sviluppare le potenzialità enormi dei parchi, occorre quindi dare delle indicazioni di operatività e semplificare la vita a chi vuole lavorare e investire sui parchi. Uno degli aspetti più interessanti del Parco del Delta è la sua cosiddetta interregionalità, un ente lungo il confine di 2 regioni, Veneto ed Emilia-Romagna. Per essere coerenti nelle politiche si sono costituiti cabina di regia e gruppi di lavoro sulle singole tematiche che metteranno insieme i 2 parchi, un comitato scientifico e soprattutto ci sarà l'impegno delle 2 regioni, Emilia-Romagna e Veneto, su questo a mettere in campo delle sinergie importanti. L'area del Delta del Po, vista quindi come un grande e unico territorio, senza barriere geografiche. La Fondazione ha raccolto delle istanze che provenivano da questi territori, ha ritenuto e ha creduto molto nella possibilità di creare questa possibilità per avviare la richiesta presso l'UNESCO. Anche per i comuni l'arrivo del brand UNESCO con una forte progettualità alle spalle è qualcosa di positivo per lavorare meglio sul turismo. Da sempre abbiamo cercato di portare un'innovazione nel turismo sfruttando in termine buono l'essere parte di un parco, il Parco del Delta del Po, quindi differenziare il nostro turismo da quello prettamente di spiaggia, ma un turismo di conoscenza. Il prestigioso riconoscimento di MAB UNESCO è essenziale per approntare una crescita veramente a 360 gradi. Sull'idea della rete tra soggetti crede anche il comune di Comacchio. Questo MAB vuole anche in un qualche modo obbligare gli enti pubblici, ma anche i privati, gli imprenditori, a iniziare a lavorare insieme, a vendere in maniera unitaria anche sul mercato turistico, visto che i competitor di Comacchio non sono certo quelli del Veneto e viceversa, ma abbiamo un sistema che è quello europeo con cui dobbiamo confrontarci, con cui dobbiamo in un qualche modo vendere il territorio e le 1000 occasioni di svago che offre insieme insomma al patrimonio culturale, ambientale e museale che ci sono su questi 2 territori. Il progetto di questa caratura non poteva non essere coinvolto il Corpo Forestale dello Stato. Parliamo di riserva della biosfera. Sono 2 termini che se uno si ferma un attimo a pensare rappresentano lo scrigno di quella che è la bellezza di questo territorio. Un territorio che non è nato così come adesso, è stato creato ed è stato voluto dalla gente che abita su questo territorio. Gente che ha capito quando fermarsi anche rispetto a quelle che erano lo sfruttamento delle risorse del territorio, proprio per conservarlo.